Oltre 30 ettari di terreno coltivato a grano in contrada Gibesi dalla cooperativa Rosario Livatino Libera Terra di Naro, diretta da Giovanni Loiacono, sono stati incendiati. È un fondo confiscato alla mafia oltre 30 anni fa e assegnato alla Rosario Livatino Libera Terra nel 2015. Pochi sono i dubbi sull'origine dolosa delle fiamme. I focolai sono divampati da punti diversi e anche da porzioni di terreni assegnati divisi da ampie strade asfaltate. Si tratta di una escalation di danneggiamenti che perdura dal 2019 ad oggi. Purtroppo non è il primo evento che viene denunciato, solo nella contrada Gibesi siamo all'8ª denuncia negli ultimi 8 anni. Nonostante gli sforzi delle forze dell'ordine, della procura, comunque delle istituzioni che sono vicine alla cooperativa Rosario Livatino, purtroppo i fatti sono questi. Ancora questi eventi si ripetono. Pertanto la situazione è preoccupante, sarebbe auspicabile una diversa coordinazione tra tutte le istituzioni, tra la cooperativa ma anche il mondo dell'associazionismo, affinché si trovi il modo per ripristinare la legalità in questi luoghi. Anche il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, esprime solidarietà alla cooperativa e si dice rammaricata per quanto accaduto. Ogni anno di questi tempi è come un rituale. A me i rituali non piacciono, sono veramente indignata, quello sì. Ragazzi che dalla mattina alla sera, ogni giorno dell'anno, si spendono per portare avanti un'iniziativa per dare sostegno alle loro famiglie, ma soprattutto una cooperativa che è simbolo alla lotta alla mafia, perché è una gestione di un bene confiscato virtuoso. E allora non posso che essere arrabbiata, forse dire poco. Sono veramente indignata. Il danno provocato alla cooperativa è stato quantificato in circa 20.000 euro ed è coperto da assicurazione. Indagano i carabinieri. L'economia siciliana cresce, la fotografia arriva dal report annuale della Banca d'Italia. Nonostante l'inflazione, l'economia dell'isola, secondo Banca d'Italia, è aumentata del 3,7%, in linea con la media nazionale. Una crescita che ha quindi consentito di recuperare quasi completamente la perdita di prodotto connessa con la pandemia. Molto bene l'edilizia, il settore terziario, il turismo infatti continua a fornire numeri positivi per la nostra isola. L'estrema sintesi del rapporto è che l'economia siciliana nel 2022 cresce in misura significativa in linea con il resto dell'Italia, più 3,7%, quindi non una crescita dello 0, a cui purtroppo eravamo abituati in qualche anno addietro. Non cresce uniformemente durante l'anno perché nella seconda parte dell'anno c'è un rallentamento, le cause sono presto dette, tensioni geopolitiche, l'incremento dell'inflazione, l'incremento dei tassi. Non cresce uniformemente per settori, crescono di più le costruzioni, cresce di più il terziario, il turismo, rimane piatta l'industria, ma quello che si può dire è che la crescita del 2021 e la crescita del 2022 hanno riportato il valore aggiunto dell'economia siciliana quasi completamente ai livelli pre-pandemici. Non cresce però l'industria, settore che non ha registrato passi di crescita. Il settore che segna una stagnazione rispetto all'anno prima è l'industria. L'industria registra un valore aggiunto simile a quello dell'anno prima. L'agricoltura, che pesa poco peraltro, ha un leggero decremento. Quello che cresce di più ovviamente sono le costruzioni e, come abbiamo detto, il turismo. Questo andamento positivo però non è stato omogeneo sotto il profilo temporale, perché verso la seconda parte dell'anno l'economia ha rallentato e non è stata omogenea neanche dal punto di vista dei singoli settori. Per alcuni settori è andata particolarmente bene, in particolare mi riferisco ai servizi, al turismo e alle costruzioni, che sono andati particolarmente bene. Invece nell'industria la situazione è rimasta stazionaria. Il primo trimestre del 2022 ha inoltre prodotto 24.000 posti di lavoro. Per la Banca d'Italia è un segnale assolutamente importante. Il reddito delle famiglie siciliane nel 2022 è cresciuto inoltre del 5,6%, ma l'elevato tasso di inflazione ne ha determinato una contrazione dell'1,3% in termini reali. I consumi hanno proseguito la ripresa avviata nel 2021, i rincari e il deterioramento del clima di fiducia hanno impedito il pieno recupero rispetto al periodo pre-pandemia.
Un intero litorale sventrato. Nella zona sud di Messina un porto, quello dei Tre Mestieri, che nella progettazione iniziale del 2009 avrebbe dovuto liberare definitivamente in pochi anni la città dal passaggio delle auto e dei mezzi pesanti che devono traghettare. Ed invece quella mega opera fondamentale per Messina rischia di diventare un'incompiuta. Ad oggi è stato completato appena un quarto dei lavori previsti, una lentezza che ha fatto aumentare nel frattempo anche i costi. La nuova stima per il completamento dell'opera è di 43 milioni, una somma che si aggiunge a quella originale di 72 milioni. Oggi, in sostanza, il porto di Tre Mestieri costerebbe il 60% in più di quanto stanziato 15 anni fa. La causa è da ricercare nell'aumento dei costi dei materiali, ma anche nella lentezza con cui si è sviluppata tutta la fase di progettazione, affidamento e realizzazione. Ed in bilico adesso ci sono altri 17 milioni di fondi che, non spesi, sono oggetto di una revoca da parte del Ministero delle Infrastrutture, e non sono poche le polemiche che si sono scatenate in città. Viene sancito di fatto che il porto di Tre Mestieri, l'opera e l'infrastruttura più importante di questo territorio, è un'incompiuta. Da diversi mesi, probabilmente da un anno, diciamo, come Will Trasporti, che quel cantiere è deserto ed è fermo. Oggi vengono a mancare 17 milioni di euro di finanziamenti da parte del Ministero, sono i fondi PON, verranno a mancare altri 4 milioni e mezzo di fondi PAC. Getta acqua su fuoco invece l'amministrazione, che rinvia all'autorità portuale, pronta comunque ad inserire a bilancio i fondi necessari se dovessero essere revocati. Normalmente quando si fanno delle affermazioni si parla con carte alla mano, purtroppo in questa città si vive molto di superficialità, indipendentemente dal ritiro del finanziamento o meno. L'autorità di sistema ha una convenzione con il Comune di Messina siglata nel gennaio 2018 che prevede il cofinanziamento per la somma di cui stiamo parlando, per cui mi verrebbe da dire, per citare qualcuno importante, tanto rumore per nulla. In questo momento quello del porto di Tre Mestieri è il cantiere più grande ed importante che c'è in provincia di Messina. I lavori sono fermi per la difficile situazione della nuova Coedmar, l'azienda che ha vinto l'appalto e che ha in corso una procedura giudiziaria dalla quale può venire fuori solo se riesce a cedere il ramo d'azienda siciliano. Non parlano solo il linguaggio della guerra. Questi giganti si alzano in volo nel caso di eruzione dell'Etna o per l'emergenza Stromboli. Intervengono per trasporti sanitari urgenti fino ai soccorsi in mare dei migranti. Somma tutte queste funzioni Maristaeli, la stazione elicotteri della Marina Militare Italiana, che festeggia oggi 60 anni dalla fondazione. A dare il benvenuto il comandante della stazione, che ricorda gli innumerevoli compiti, oltre al fondamentale supporto alle squadre navali. Compiti fondamentali sono anche il supporto alla protezione civile, antincendio boschivo che è appena iniziato. Come ogni anno abbiamo un elicottero pronto a decollare in un'ora per poter intervenire su eventuali incendi nella zona del Catanese e non solo. Coinvolta in tutte le principali operazioni della Marina Militare, Maristaeli rafforza la sua vocazione di addestramento, diventando da quest'anno centro di formazione degli equipaggi in volo. Fondamentale l'addestramento in un'area particolarmente impegnativa e collegata anche a tanti rischi, che è quella delle operazioni aeree, che sono essenziali per l'operatività della squadra navale. Poco più di 500 addetti, un parco mezzi di 20 aeromobili che si va rinnovando. Quest'anno, nel 2023, proprio nel 60° anniversario, viene costituito adesso il terzo polo a Maristaeli Catania, nel senso che oltre agli elicotteri H101 e agli AB212 verranno i modernissimi ultimi SH90. Potrete ammirarli da vicino sabato prossimo, quando Maristaeli aprirà le porte al pubblico dalle 9 alle 18 per l'Open Day, rivolta a grandi e piccini. Ci sarà da divertirsi anche per i più piccini, vedere elicotteri, simulatori e giochi di ogni tipo, quindi interessante, da fascia d'età dai 6 ai 60 anni, agli 80 anni, ai 100 anni, la base è aperta a tutti, vi aspettiamo con ansia. Appartengono all'era di Federico II i reperti rinvenuti durante i lavori di riqualificazione di Piazza Cardinale Pappalardo, ex duca di Genova, nel cuore della Civita a Catania. Si tratta di piccoli oggetti suppellettili dell'epoca, venuti alla luce senza eccessiva sorpresa, visto che Catania è stata ricostruita su più strati e ogni scavo riserva spesso qualche ritrovamento, tanto che di fronte a questa probabile evenienza a inizio lavori era presente un professionista archeologo del comune.
I ritrovamenti affidati alla sovrintendenza sono stati subito catalogati e analizzati dagli archeologi che li hanno appunto datati. In particolare si tratta di frammenti di maioliche, le state vedendo nelle immagini, risalenti al periodo tra il XII e il XIII secolo. Nel cavo di una scodella è dipinto lo stemma di una famiglia nobiliare, pare sia quello degli Asburgo. Inoltre le strutture venute alla luce sono forse collegate con il medievale porto saraceno. E gli scavi proseguono, magari per rinvenire altri tesori storici, come non si arrestano i lavori di riqualificazione della piazza. Si procederà con un lavoro stratigrafico, quindi degli scavi a mano per ovviamente valutare la natura dei ritrovamenti che sicuramente risalgono all'epoca federiciana, medievale, quindi 1200-1300, mentre nel resto della piazza si faranno circa 6-7 saggi a random per valutare eventuali altri ritrovamenti. Anche questo fa parte di quei progetti di riqualificazione che riguarda diverse piazze cittadine, lavori interamente finanziati con fondi comunitari. Qualora dovessero essere rinvenuti, oltre agli oggetti, anche ambienti, il progetto iniziale potrebbe variare in itinere. Si faranno delle valutazioni successive, come si è detto la direzione è disponibilissima a eventualmente modificare il progetto, saranno valutazioni che faremo successivamente. Allo stato dell'arte non c'è questa necessità. E chi spera che la piazza possa tornare ad essere un grande parcheggio non può essere accontentato. Sarà una piazza riqualificata all'insegna del green, con alberi, aiole, e anche lo stesso materiale sarà, di pavimentazione, sarà un materiale drenante, anche perché sono state utilizzate risorse per trasformare questa piazza in una piazza permeabile che certamente piacerà ai residenti ma anche ai cittadini. Se la sovrintendenza lo reputerà necessario, alcune porzioni dell'epoca ritenute interessanti potrebbero essere lasciate visibili circondate da una cornice naturale. La full immersion servirà per gettare le basi del nuovo Catania, il primo fine settimana di luglio, che solitamente apre le vacanze estive. In casa rossazzurra sarà invece dedicato alla pianificazione del mercato. Si comincia venerdì pomeriggio e si andrà avanti almeno fino a sabato mattina. Carra, Grella, Laneri e Tabbiani saranno dunque allo stesso tavolo per disegnare, come detto, la squadra per la prossima stagione. Un lavoro profondo che inizierà dalle conferme, che saranno poche. E di questo gruppo dovrebbero fare parte, oltre a Castellini e Lorenzini, anche Chiarella, Rapisarda, Rizzo, Russotto, Palermo, De Luca e Sarao. Difficile la permanenza in rosso-azzurro del giovane portiere Beters, mentre per Vitale si aspetta la Sampdoria. Il destino di Giovinco è invece legato alle scelte tecniche e tattiche di Tabbiani. Nel corso del vertice di mercato si discuterà anche del futuro di Ciccio Lodi. Il capitano ha comunque un confronto diretto con la dirigenza etnea. Fatta questa premessa, appare chiaro che il Catania dovrà operare sul mercato in maniera profonda, a cominciare dall'estremo difensore. Se dovesse partire, come sembra anche Beters, vicino al trasferimento al Palermo, serviranno infatti 2 portieri. Radio Mercato accosta al club rossazzurro Davide Marfella, nell'ultima stagione terzo portiere a Napoli. La costruzione della squadra per il prossimo anno richiederà comunque interventi in ogni reparto. In difesa, oltre a 2 laterali sinistri, serve anche l'alternativa a Rapisarda a destra e almeno 2 centrali. In mezzo al campo sono insistenti le voci di un ritorno a Catania, la sua città, di Kevin Biondi, ma almeno per il momento di concreto c'è poco. Dal futuro di Lodi dipenderà il resto. Diversi nomi accostati alla club rossoazzurro per la mediana, tra questi c'è anche quello di Sevo Cico, che ha però caratteristiche più offensive. Sul giovane di origine albanese ci sarebbero anche Picerno e Avellino, ma la spesa per il centrocampo prevede altri 2 acquisti almeno. In avanti servono, oltre a 2 attaccanti centrali, almeno 2 esterni. Il cantiere Catania, come detto, è aperto e dal 1 luglio arriveranno le prime novità.